Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Giorgio Altare, dunque, una partenza sicuramente molto importante è quella del Venezia Football Club. Mister Vanoli predica prudenza perché comunque il campionato di Serie B è una maratona. Tu in tal senso che cosa ne pensi? No, ha perfettamente ragione il mister. Dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di dare il massimo e questa settimana stiamo lavorando per portare a casa l'obiettivo che è Cremona. Anche perché Cremona si preannuncia una delle gare più toste della stagione, ammesso che ci siano gare facili. In particolare quali insidie vedi in questa partita dal punto di vista sia tecnico-tattico che dal punto di vista del carattere che dovrete mettere in campo? No, Cremona comunque è una grandissima squadra, ha tanti giocatori di esperienza, però noi arriviamo là con umiltà e continuiamo a fare il nostro gioco e cercheremo di dare il massimo. Tutto qua. Personalmente come ti stai trovando al Venezia? Come eri stato accolto e come sta andando avanti l'amalgama, la chimica che si è creata? No, è stata un'accoglienza bellissima, sono ragazzi eccezionali, c'è un bel mix e è stato facile integrarsi perché c'è tutto per far bene sia a livello societario che nostro come ragazzi. A proposito di Mister Vanoli, aveva detto che bene se poi Giampaolo segna, però anche la squadra deve dare il suo contributo. Tu lo stai dando non solo a livello di prestazione ma anche con i gol, insomma. Sì, quello è una cosa in più, però il mister chiede a noi difensori prima di non prenderlo e poi se c'è la possibilità, perché no, è un fattore in più che se magari non segna la giornata l'attaccante noi saremo pronti magari in occasioni di calci d'angoli o in occasioni diverse. Tu hai detto che un giocatore che ammiri particolarmente, non dico un idolo, ma qualcuno a cui magari ti ispiri è Chiellini. Che cosa ti colpisce di lui in particolare e se hai magari dei punti in comune o che vorresti avere in comune con lui? No, è un ragazzo eccezionale, ha molto carattere, ha voglia di fare, ha tanto agonismo e quello che sto lavorando per diventare, diciamo, come lui, fare la sua carriera e cercare di dare il massimo partita dopo partita e di farsi voler bene dai compagni, perché alla fine è quella la cosa più importante, creare un gruppo per il nostro cammino. Per il resto il risultato si guarda e la classifica, come viene sempre detto, si guarda alla fine. Comunque, che pensieri vi state facendo, visto come abbiamo detto all'inizio, la buona partenza, a parte qualche sconfitta che ci può stare, che avete fatto? No, dobbiamo continuare così, non dobbiamo guardare la classifica, non abbiamo fatto ancora nulla. Il campionato è lungo, si vedrà da febbraio in poi perché lì la maratona, quella vera, perché lì può succedere di tutto e quindi dobbiamo, ripeto, sempre partita dopo partita perché può succedere qualsiasi cosa ed è un campionato, ripeto, difficile. Per concludere, tu hai predicato giustamente umiltà, però ci sembri anche un ragazzo comunque ambizioso, anche per quanto riguarda non solo la squadra, non solo l'obiettivo finale di tutti, ma anche per quanto riguarda te e la tua carriera. Sì, no, bisogna anche magari nei momenti negativi cercare di trovare cose positive per essere più positivi ad affrontare la giornata, giornata dopo giornata per poi arrivare alla partita e svolgere tutto quello che ci ha chiesto il mister al 110%.
per poi portare a casa, se si riesce, il risultato.